Quello per il polo museale Santa Chiara è un cantiere piuttosto complesso, ma ce la faremo. Così parlava Nico Vardanega quando subentrò nell'area dell'ex caserma Cimberle Ferrari alla ditta di Maser, fallita nell'ottobre 2014. Il sospiro di sollievo dei passanesi, dopo 2 anni e mezzo di apnea però, oggi torna pesante. L'appaltatore contesta il cantiere della ditta precedente e un direttore dei lavori super partes chiamato a verificare ha accertato la contestazione. Risultato: i costi lievitano di oltre 500.000 euro, i tempi di lavoro si allungano di 6 mesi. Il piano di lavoro prevedeva e continua a prevedere la costruzione delle fondamenta e della prima ala del museo, quella che ospiterà la collezione naturalistica della Fondazione Luca. Ma sarebbe sorto un grosso problema in merito alla stabilità delle aste conficcate nel terreno in cui viene pompata una miscela di cemento e acqua, il jet crowding cosiddetto. I tecnici della Vardanega vi hanno rilevato delle difettosità tali per cui la resistenza delle aste di pompaggio sarebbe insufficiente, pericoloso lavorare. La ditta ha poi dovuto eliminare materiali di risulta rimasti sul campo e resta una vasca che presenta tracce di idrocarburi da bonificare, dunque tutto da rifare, da sistemare e correggere, costi che aumentano e tempi che si dilatano. Santa Chiara deve ancora aspettare, così come il ponte simbolo della città, anch'esso oramai in perenne attesa. Intanto la pazienza dei bassanesi sta diventando la pazienza di Giobbe, ma non per scelta.